Bomba carta esplode nella notte nella sede della Lega all'Ala in Trentino, dove è atteso nel pomeriggio Matteo Salvini. I responsabili già identificati sono anarchici, dice il vice premier. Se pensano di fermarci così si sbagliano. Casa Pedemontana bollente dopo il nuovo scontro innescato dal ministro pentastellato Toninelli. Abbiamo salvato quest'opera, dice Zaia, ora non diventi l'agonia. L'ira degli industriali veneti, non possiamo trasportare le merci con i cavalli. Olimpiadi invernali 2026, la candidatura di Stoccolma a forte rischio con la nuova coalizione che governa la città. Le contendenti potrebbero ridursi a due, Cortina Milano e Calgary. Assurda morte sull'Appennino bolognese per un 75enne originario della Marca trevigiana, disturbato da uno sciame di calabroni, scivola e cade in un dirupo. Sempre più turisti nei musei, sempre meno negli alberghi, gli ultimi trend del fenomeno nell'annuario del turismo presentato dalla Giunta veneziana. Emergenza inquinamento, unico comune capoluogo del Veneto, Rovigo, ha revocato l'ordinanza di blocco dei veicoli. Il sindaco dice sto dalla parte dei cittadini, da Lega Ambiente Veneto però arriva la diffida. Creare sempre più spazi nei quali le mamme possono allattare i loro figli al di fuori delle mura domestiche. Il progetto Baby Pit Stop trova ora un alleato nelle campionesse trevigiane del rugby femminile. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è in primo piano, come avete visto e sentito dai titoli c'è la cronaca di un ordigno, una bomba carta esplosa nella notte nella sede della Lega ad Ala in Trentino, la stessa sede dove è atteso nel pomeriggio per un tour elettorale il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini. A quanto risulta i responsabili sarebbero già stati identificati, lo stesso Salvini parla di responsabili anarchici e lancia anche un messaggio: così non ci fermerete. Un boato, la deflagrazione e una scritta, ancora fischia il vento, e anche il Trentino Alto Adige assaggia l'inquietudine di avvertimenti che fanno paura. Piena notte ad Ala, zona sud della regione, il bersaglio e la sede della Lega, proprio dove in giornata è atteso il vice premier e leader del Carroccio Matteo Salvini per un tour per le elezioni provinciali del 21 ottobre. Bomba carta come è accaduto lo scorso agosto alla storica sede del K3A Villorba nella Marca, Lega e Salvini nel mirino. Immediata la chiamata a carabinieri, polizia e vigili del fuoco, ci vuol poco capire che il boato è stato provocato da chi voleva mandare un messaggio chiaro. Ma a differenza di quanto accaduto nel Trevigiano, il cerchio delle indagini si sarebbe chiuso presto. Ho sentito il commissariato del governo e la questura mi dicono che i due responsabili sono stati identificati e denunciati, ha detto in queste ore il governatore del Trentino e presidente della provincia autonoma Ugo Rossi. Auspico chiedo la massima sicurezza, aggiunge, non è possibile che ciclicamente qualcuno di certi ambienti faccia le solite cose da deficienti patentati, lo voglio dire proprio così. Sono un competitor della Lega, dice, ma oggi avrò modo di passare ad Ala per esprimere la mia solidarietà. Una solidarietà che dal Carroccio arriva anche dal PD. Noi non saremo mai dalla parte delle bombe, dice Emanuele Fiano, responsabile sicurezza del partito. La battaglia politica si fa contrastando le idee che non condividiamo con idee e proposte migliori, mai con la violenza. Poco dopo arriva anche il messaggio del bersaglio principale, Matteo Salvini. Sono stati gli anarchici, scrive. Sono orgoglioso delle forze dell'ordine e dei nostri straordinari militanti che hanno già ripulito. Certi soggetti hanno capito che dopo decenni anche i trentini vogliono cambiare e allora reagiscono con la violenza, ma non fermeranno il nostro sorriso e il cambiamento. Oggi ci sarò. Questo dunque accade in Trentino. Adesso torniamo a parlare del caso Pedemontana e la presa di posizione odierna degli industriali di Padova e Treviso, con le parole di Massimo Finco, il presidente di Assindustria Veneto Centro, che raggruppa gli industriali di Padova e Treviso. Non possiamo, dice, trasportare la merce con i cavalli, impiegare 2 ore per andare da Padova a Treviso, non connettere Padova, Vicenza, Treviso e Venezia. Queste le parole dunque di Finco in risposta alle incertezze sulla prosecuzione della realizzazione della Pedemontana dopo le parole del ministro Toninelli di ieri. Abbiamo bisogno di un territorio connesso, ha concluso Finco, perché una grande area metropolitana non si misura in chilometri ma in tempi di percorrenza. Un caso bollente, quello appunto innescato dal Movimento 5 Stelle e che sta facendo discutere.
La questione pedemontana infiamma il clima politico veneto ed allontana sempre più Lega e Movimento 5 Stelle, alleati a Roma ma su posizioni sempre più distanti in Veneto, e la bocciatura del ministro pentastellato Toninelli dell'operazione sostenuta dalla Regione rischia di creare una frattura sempre più difficile da sanare. Dopo l'incontro a Roma con i vertici regionali del Movimento 5 Stelle e la rivolta della base grillina sul territorio, il ministro alle infrastrutture ha precisato di non avere non solo mai dato alcun avvallo alla pedemontana, ma di nutrire forti preoccupazioni sulla sostenibilità finanziaria dell'opera. Il tutto era nato dall'esclusione nel DEF della pedemontana dalla lista delle opere delle quali si chiedeva la verifica costi-benefici. Secca la replica del governatore Zaia. Sulla pedemontana, guardate, noi abbiamo salvato un'opera che è la più grande opera oggi in cantiere in Italia. Sono 2 miliardi 258 milioni di opere e 94 km e mezzo, 36 comuni e 14 caselli. Questa è un'opera strategica, l'abbiamo salvata coinvolgendo l'autorità nazionale anticorruzione, la Corte dei Conti e l'Avvocatura dello Stato, al punto tale che il commissario dal 1 gennaio 2017 della pedemontana veneta non è il mio vicino di casa o qualche mio amico, ma è il vice avvocato generale dello Stato, l'avvocato Marco Corsini, che vive a Roma. Detto questo, se qualcuno vuole controllare, se il ministro ci ripensa, io l'ho sempre detto, porte aperte, noi non abbiamo segreti, l'importante non diventi un'agonia. E adesso la questione Olimpiadi Invernali 2026, con una notizia importante, che può essere importante per Cortina Milano 2026, perché la candidatura di Stoccolma per ospitare le Olimpiadi Invernali è a forte rischio. E questo accade solo 3 giorni dopo che il CIO ha inserito anche la capitale svedese tra le aspiranti, insieme con Cortina Milano e Calgary in Canada. Infatti 2 partiti della nuova coalizione che amministra la città, un'alleanza tra centrodestra e ambientalisti, ha annunciato ieri che ai contribuenti non verrà imposta nessuna tassa in più per finanziare i giochi. Il punto fermo di entrambi i partiti è garantire che i giochi olimpici invernali non dovranno essere pagati dai contribuenti, ha detto la componente della coalizione Karin Erlund. Il CIO ha fatto sapere di non aver avuto ancora alcuna conferma ufficiale di tale decisione. Se Stoccolma dunque dovesse ritirarsi, rimarrebbero in corsa solo Calgary, che però dovrebbe affrontare un referendum, affronterà un referendum il prossimo 13 novembre, e poi Cortina Milano, quindi una chance in più per la candidatura italiana, per la candidatura di Cortina Milano. Torniamo a parlare adesso di Lega, questa volta però non parliamo né dell'attentato L'Ordigno a Trento né del caso pedemontana, parliamo del malumore della base dopo che ieri sera è arrivato l'annuncio che la festa veneta della Liga Veneta, che era prevista per il 21 e 22 ottobre, è saltata per problemi logistici ed è rinviata, data da destinarsi. Dalla festa che doveva coincidere con l'anniversario del referendum sull'autonomia al nulla di fatto, tutto in poche ore. Non si contano gli SMS che dal direttivo regionale della Lega sono partiti all'indirizzo dei tantissimi ormai pronti all'evento. Salta la festa della Liga Veneta prevista per il 21 e 22 ottobre all'ex Pagnossin e salta per problematiche tecnico-logistiche che non permettono al momento la realizzazione dell'evento. Niente di politico dunque giurano i vertici del Carroccio, molto più concretamente solo in extremis è stato appurato che la capienza massima consentita all'ex Pagnossin è di 400 persone, quando il Carroccio ne voleva assiepare almeno il doppio o il triplo, vista anche l'attesa arrivo di Matteo Salvini. Dunque tutto da rifare a poco più di una settimana. Troppo tardi per esplorare alternative fattibili, si era pensato anche al mercato ortofrutticolo, ma l'ipotesi è stata scartata. Inevitabili le scuse dei vertici, Gian Antonio D'Arei in testa, che però non cancellano il malumore della base, abituata a una macchina organizzativa senza mai intoppi. La nuova data? Ancora non si conosce. Prima bisognerà trovare un posto adeguato all'esercito dei militanti del Carroccio. La cronaca adesso, apriamo la pagina della cronaca con l'assurda morte di un 75enne, Ivo Vincenzi, originario di Asolo, nel Trevigiano, che risiedeva però a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, e che è morto ieri pomeriggio precipitando in un dirupo dopo essere scivolato per 40 metri per evitare uno sciame di Calabroni. L'uomo era uscito dalla casa dove era con la moglie nei dintorni di Vergato per fare una passeggiata nei boschi nell'Appennino bolognese. Dopo qualche ora la donna, non vedendolo tornare, ha dato l'allarme e sono cominciate le ricerche. Il corpo senza vita
è stato localizzato nella serata nei pressi del punto dove si presume sia caduto e dove sono stati trovati i suoi occhiali. C'erano alcuni nidi di calabroni, di cui l'ipotesi che l'uomo possa essere stato disturbato dallo sciame di calabroni e quindi che sia scivolato e poi tragicamente caduto. Ancora la cronaca giudiziaria. Il 12 novembre a Mestre il processo d'appello per Mikhail Savciuc, il giovane moldavo che 1 anno e mezzo fa uccise l'ex fidanzata Irina Bakal nella Marca e anche il bimbo che la giovane portava in grembo. È stato condannato in primo grado a 30 anni di carcere per aver ucciso l'ex fidanzata incinta al 7° mese ed averne occultato il corpo in un boschetto nel Vittoriese. Il prossimo 12 novembre Mikhail Savciuc, 20 anni, moldavo, tornerà nuovamente in aula per il processo d'appello. La vittima, Irina Bakal, anch'ella di origine moldava, 20 anni, portava in grembo il bimbo del giovane. L'ha confermato l'analisi del DNA e probabilmente proprio nell'aver messo il fidanzato di fronte alle proprie responsabilità è da ricercare il movente del delitto. Savciuc lo scorso novembre era stato condannato nel processo con rito abbreviato a 30 anni di reclusione per omicidio pluriaggravato ed occultamento di cadavere e al risarcimento danni nei confronti della famiglia di Irina. La mamma e la sorella si sono costituite parte civile. 30 anni è il massimo della pena, considerando il ricorso al rito abbreviato che prevede lo sconto di 1/3 ed il mancato riconoscimento della premeditazione. I difensori del ventenne hanno presentato appello. La prima udienza è stata fissata per lunedì 12 novembre in aula bunker a Mestre e in aula bunker ci sarà anche stavolta la mamma di Irina, Galia, che non si è persa un'udienza. Mia figlia non c'è più, io non ho più pace, ha commentato la donna che vive a Conegliano. Cosa mi aspetto? Giustizia per mia figlia. E sempre dalla Marca è stato espulso il marocchino responsabile di una violenta aggressione lo scorso marzo ai titolari di un pub a Vittorio Veneto. Questi sono i miei capelli che praticamente ho, non so se si vede, qua 2 punti. Invece io per staccare lei mi sono preso, per rivincolare nella confusione, mi sono preso un pugno nell'occhio e un calcio nella schiena. Nelle parole dei titolari del River Pub di San Giacomo di Veglia, tutto l'orrore per la violenza subita la sera del 28 marzo scorso, quando vennero aggrediti nel loro locale da un marocchino ubriaco al quale si erano rifiutati di dare da bere. Un soggetto violento, noto alle forze dell'ordine, condannato nel 2017 per lesioni personali, minaccia e resistenza pubblico ufficiale e che ora finalmente è stato espulso dall'Italia in quanto persona socialmente pericolosa. Entrato nel nostro paese nel 2007 per motivi di lavoro, era poi rimasto privo di occupazione, ma era riuscito a riottenere il permesso di soggiorno nel 2016 in quanto convivente con il fratello che nel frattempo aveva ottenuto la cittadinanza italiana. Ieri sera, dopo la notifica del decreto prefettizio d'espulsione in quanto persona pericolosa, il marocchino di 36 anni è stato accompagnato alla frontiera dagli agenti dell'ufficio immigrazione della questura di Treviso ed espulso dall'Italia. Adesso parliamo di gestione dei profughi, andiamo nel Padovano perché continua a far discutere l'arrivo in un albergo di Noventa Padovana di alcuni dei profughi trasferiti per chiudere la base di Bagnoli di Sopra. Il 28 settembre la partenza degli ultimi richiedenti asilo nell'hub di Bagnoli di Sopra ha chiuso l'attività di quello che era stato il più grande centro profughi della provincia di Padova. Una partenza defilata senza comunicazioni ufficiali neanche al sindaco Roberto Milan, che se ne è accorto da solo e nel mistero di quale fosse la loro destinazione finale. Un quesito che a Noventa Padovana hanno sciolto mentre davanti a Bagnoli si festeggiava la chiusura della base. Gli ultimi profughi della base di San Siro sono stati trasferiti all'Hotel Paradiso, albergo di Noventa Padovana, che con almeno 70 presenze è diventato il più grosso concentramento della provincia. Le richieste di spiegazioni al ministro Salvini sono per ora rimaste senza risposta. È questione veramente di principio, soprattutto perché non è che si può vendere al mondo che si è fatta la grandissima impresa di aver chiuso Bagnoli e poi in realtà si è solo spalmato il problema sugli altri CAS, centri di accoglienza straordinari. A questo punto a Noventa c'è un centro di accoglienza straordinario, chiudiamolo. Così come abbiamo chiuso Bagnoli. Presto il sindaco e segretario regionale del PD, Alessandro Luigi Bisato, incontrerà il prefetto di Padova, Renato Franceschelli, in attesa però di un segnale anche dal Viminale. Il ministro è il ministro di tutti
e io mi sento parte di questo Stato. Io dalla sera alla mattina cerco di fare il mio pezzo di responsabilità come uomo dello Stato, da sindaco. Altrettanto mi aspetto da un ministro, perlomeno un colloquio franco per cui mi dica non posso, almeno però lo diciamo alla gente, lo diciamo a tutti. Il turismo a Venezia adesso con gli ultimi dati dall'annuario sul turismo presentato dal Comune, sempre più turisti nei musei, sempre meno negli alberghi. Il 2017 è stato un anno da record per il turismo veneziano. Gli arrivi sono cresciuti dell'8,4% e le presenze dell'11,2%. I dati definitivi nell'annuario presentato a Cafarsetti dall'assessore al turismo Paola Mar. Chiaramente però l'anno scorso può essere considerato come l'anno perfetto perché la situazione internazionale nel bacino del Mediterraneo e la Biennale Arte, sapete, ci fanno fare sempre dei grandi numeri. La cosa che ci conforta assolutamente è la crescita massiccia di quelle che sono le presenze a livello di musei. I visitatori dei musei cittadini sono aumentati del 5,8%, la Fondazione Musei Civici ha segnato un più 6,7%, mentre i musei statali si sono attestati al più 2,2%. Palazzo Ducale ha migliorato la sua performance, il Correre è rimasto stabile e Capesaro ha beneficiato di un più 14,5%. Il fatto che aumentino le presenze nei nostri musei, ma in quasi tutte le istituzioni culturali, vuol dire che quel lavoro di connessione che si fa fra turismo e cultura funziona e i dati ci danno ragione. Il 2017 si conferma un anno da record, commenta Claudio Scarpa dell'Associazione Veneziana Albergatori, ma le presenze non vanno di pari passo con il fatturato, che nel 2018 mostra un trend in evidente calo, assestandosi finora su un meno 15%. Gli albergatori si dicono preoccupati per il forte aumento di posti letto in strutture extraalberghiere, passati da 22.500 a 32.500. È evidente, sostengono, il cambio di modello di turismo cittadino e lo spostamento del flusso su un sistema mordi e fuggi. Questa amministrazione, replicano da Cafarsetti, è impegnata come nessun'altra prima nella direzione del turismo sostenibile. Non dobbiamo dimenticare le 42 azioni che abbiamo nel piano strategico di governance, ne abbiamo portate a termine 16, anzi 17, ne abbiamo implementate altri 23, non ultima quella della chiusura della possibilità di fare nuovi bar e ristoranti nella città storica. Dobbiamo ricordare che siamo in fase di aggiudicazione per la Smart Control Room, siamo in fase di gara, dobbiamo indire la gara per il sistema conto a persone. E proprio a Venezia controlli blitz delle forze dell'ordine contro il lavoro nero in centro storico. Allora ci racconta l'ultima operazione il nostro Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno. Controlli a tappeto dei carabinieri del gruppo Tutela Lavoro sull'impiego di lavoratori regolari negli esercizi commerciali etnici del centro storico di Venezia. Nell'ambito di una ampia attività finalizzata al contrasto del lavoro nero sono stati controllate 14 aziende gestite da cittadini extracomunitari nelle zone di Castello, Rialto e Canareggio. 6 di queste aziende sono risultate irregolari. A Castello, in un ristorante cinese, è stato trovato un lavoratore in nero e al ristorante è stata applicata la sospensione dell'attività come previsto dalla normativa quando la percentuale dei lavoratori in nero supera il 20% del totale della manodopera impiegata. 2 i lavoratori in nero sorpresi anche a Canareggio, rispettivamente in un ortofrutta bengalese e in un ristorante egiziano, mentre in un ristorante cinese sono state contestate violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per un importo di circa 25.000 euro, quindi violazioni piuttosto pesanti. Accertamento anche in zona Rialto, dove è stato sanzionato un parrucchiere gestito da cittadini albanesi e un bar cinese a sua volta chiuso dai carabinieri perché vi si è trovata una cittadina filippina che lavorava in nero. In totale quindi sono state esaminate dai carabinieri 38 posizioni lavorative, delle quali 32 riguardanti cittadini extracomunitari. Sono emersi 4 lavoratori irregolari, tutti di origini al di fuori dell'Unione Europea.
tutti regolari sul territorio nazionale ma non dal punto di vista lavorativo. 2, come si diceva, le chiusure, e nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per 16.000 euro e multe per 25.700. Per il momento è tutto da Venezia, ulteriori aggiornamenti nella prossima edizione dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa, resteremo a Venezia per raccontarvi di una sfida ai divieti della città, ma lo faremo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale, dunque a Venezia, con la sfida di Franco Cestaro contro la trasformazione di Venezia nella città dei divieti. Vediamo come. È indecoroso una persona che si siede in un angolino a consumare un misero pasto. Non lo so, per me è una dignità che va rispettata e non fargli una legge che lo vieti. Franco Cestaro, 63 anni, orese in pensione, monumento vivente alla venezianità, annuncia così la sua disobbedienza al regolamento comunale che vieta di consumare cibi e bevande seduti sul suolo pubblico. Da 3 giorni si presenta a mezzogiorno in punto in campo San Trovaso per mangiare un panino o un piatto di pasta seduto sui gradini della riva. Continuerò incurante delle multe, promette, fino a quando il comune non ritirerà questa norma, inaccettabile al di fuori di casi particolari come Piazza San Marco. Io credo che sia una legge inumana. E poi non tiene conto che ci sono migliaia, proprio migliaia in tutta la città ovviamente, di studenti, di operai che si portano il cibo da casa, fanno una pausa alimentare, non un bivacco come sostengono. Un bivacco è la tenda, un bivacco è farsi il fuoco. No, è una pausa alimentare che questa gente fa per risparmiare, fa per mantenersi agli studi. Puntuali i vigili si sono presentati a multarlo giovedì mattina, guidati dal comandante Marco Agostini in persona. Oltre a quella per il panino en plein air con frittata di cipolle, Franco si è guadagnato una sanzione per aver portato a spasso senza guinzaglio il suo cane Ginger. Non pagherò, assicura, e citerò in tribunale come testimoni tutti gli agenti presenti. Io credo che mangiarsi qualcosa sia dignitoso, che debba avere il rispetto e la dignità di una persona. Invece sui social e anche su qualche giornalaccio sono trattati come criminali. Le leggi moralmente ingiuste si possono disubbidire e contestare, ricorda Cestaro. Invito chi lo vorrà a partecipare a questo presidio contro una norma scorretta e discriminatoria. Venezia è sempre stata una città aperta, tradizionalmente, storicamente parlando. Era una città aperta ad ebrei, a negri, a schiavoni, e non è giusto che per pochi, perché alla fine sono pochi, cialtroni, venga trasformata in una città razzista, in una città che vieta il genere umano. Non è una forma di disobbedienza civile, ma è una decisione che fa sicuramente discutere, quella del sindaco di Rovigo, che ha revocato l'ordinanza di blocco dei veicoli, unico capoluogo del Veneto a farlo. Inutile e penalizzante. Da alcuni giorni l'ordinanza che blocca i veicoli Euro 1, Euro 2 e diesel Euro 3 in tutti i comuni sopra i 30.000 abitanti del bacino padano a Rovigo non è più in vigore. A spiegare il perché è il sindaco del capoluogo polesano Massimo Bergamin. Prima comunità, diciamo, che ha applicato questa ordinanza è Padova, perché è superiore ai 30.000 abitanti e quindi 45 km da Rovigo. A sud è Ferrara, 30 km, verso est non ho nulla, arrivo al mare, e verso ovest ho Verona, che sono 90 km. Di che cosa stiamo parlando? Che a Rovigo bisogna fermare gli artigiani, i commercianti, le mamme, i padri di famiglia. Un Euro 3 non è un'auto da prendere il venerdì sera e portarla al macero, diciamo, portarla dal Ferrovecchi ed acquistarne una il lunedì mattina, non so, da migliaia e migliaia di euro. Dalla parte dei suoi cittadini, in particolare di quelli più deboli, spiega il sindaco, che di domande se ne è posta anche un'altra. Caro Massimo, tra me e me la sera prima di prendere sonno, tu hai anche l'autostrada che transita nel tuo territorio. Migliaia e migliaia di autoveicoli, di automezzi pesanti ogni giorno che circolano. Allora chiudo l'autostrada, allora fermo i treni.
fermo la cosiddetta litorina vacca mora, come si dice dalle nostre parti, che quando la accendono al mattino alle 5 e poi parte un'ora dopo. Contrario all'ordinanza, contrario soprattutto alle decine di deroghe che tutti i comuni hanno adottato. Un'ordinanza con le deroghe, ma allora di che cosa stiamo parlando? No? La gente fa confusione. Contro la decisione si mobilita Legambiente, che in queste ore ha inviato una diffida al sindaco di Rovigo. Un atto dovuto, spiega Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, in quanto il sindaco deve rispettare e applicare i provvedimenti presi a livello regionale e nazionale volti alla tutela della salute dei suoi cittadini. Creare sempre più spazi per mamme che allattano anche al di fuori delle mura domestiche, questo è il senso del progetto Baby Pit Stop, che è stato anche sposato dalla squadra delle Red Panthers del rugby femminile di Treviso. Abbiamo pensato di dare un segnale di accoglienza e di attenzione verso le mamme che allattano e devono cambiare il loro bambino, e abbiamo ideato questo pit stop come le auto di Formula 1 che devono fare il rifornimento. Dare alle mamme uno spazio dove poter allattare e accudire il proprio bimbo anche fuori di casa. La sensibilità su questo tema non è mai stata così attuale. Da tempo il progetto del Comitato Italiano di Unicef, cui hanno aderito la Regione Veneto e l'ULSS 2 Marca Trevigiana, cerca la possibilità di espandere la sua rete con l'aiuto di tutti, o meglio di tutte. E le Red Panthers, le campionesse plurititolate del Benetton Rugby femminile, non hanno esitato un attimo. Donne per le donne, noi siamo veramente felici di esserci messe in prima linea a portare avanti un progetto importantissimo dell'Unicef, che è quello dei Baby Pit Stop, e di diffondere questa buona abitudine di accogliere le mamme nei locali o nelle biblioteche piuttosto che nei negozi e darle uno spazio, dar loro uno spazio proprio per l'allattamento e per il cambio del bambino. Il primo risultato è il Baby Pit Stop presso lo stadio di Monigo, seguito da quelli che stanno sorgendo nelle aziende e nei locali appartenenti all'importante rete di sponsor della squadra femminile della palla ovale. E non solo, anche il Parco degli Alberi Parlanti e Teatro Sant'Anna, ai quali si sono aggiunti e si stanno aggiungendo supermercati, bar, locali, esercizi vari e anche ambulatori veterinari. Abbiamo il vero senso del dare agli altri, dare degli spazi alle mamme per poter ovviamente allattare i propri figli, ed è una cosa bellissima perché in questo modo garantiamo privacy alle mamme e contemporaneamente anche la possibilità di farlo in qualsiasi luogo della città. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 13 ottobre. Sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata da un tempo asciutto e stabile ovunque. Ampio soleggiamento sulla nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno praticamente ovunque o al massimo velato. Temperature sostanzialmente invariate, con minime comprese tra 11 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 21 e 24 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione sostanzialmente immutata. Anche qui infatti dominerà il bel tempo, sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori e il cielo sarà in prevalenza sgombro da nubi. Non sono previsti fenomeni particolarmente degni di nota. Temperature stazionarie, minime tra 11 e 13 gradi, massime comprese invece tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, anche sulla nostra regione infatti sarà soleggiato ovunque. Il cielo sarà sereno e limpido su tutti i settori, salvo per innocue velature. Non sono previste piogge. Temperature stazionarie ma molto miti, con minime tra 11 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 24 e 27 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci!